Buongiorno, è venerdì 27 marzo, in molti mi chiedete degli schermi protettivi, delle mascherine, quindi vi do qualche informazione. Allora, noi ne abbiamo ricevute 2000 di mascherine proprio chirurgiche addirittura in donazione da parte di un imprenditore cinese che abita qui a Belluno e che ha il ristorante a Balniche, che ringraziamo di cuore. Ne abbiamo acquistate 1 migliaio come Comune di Belluno e continuiamo ad acquistarne. La Regione ci ha fornito inoltre 14.000 schermi filtranti che stiamo adesso distribuendo. La distribuzione avviene in 3 fasi, come avevo già detto. La prima fase riguarda quelli che sono in prima linea, quindi noi stiamo già fornendo, abbiamo già fornito queste mascherine o schermi filtranti a seconda delle varie situazioni agli operatori della casa di riposo, quindi Sersa, dove stanno i nostri nonni e devono essere al sicuro, alle strutture che gestiscono persone con handicap, 3 in particolare, quindi li abbiamo già riforniti, al personale del COC, che sarebbe la nostra protezione civile, che io ringrazio immensamente per l'enorme lavoro che sta facendo, che stanno facendo veramente un eccellente lavoro, io li ringrazio di cuore. A uffici vari, comunali, ma non solo, anche di altre amministrazioni che hanno diretto contatto con i cittadini, quindi è opportuno che si proteggano, ma soprattutto che proteggano anche noi nell'interloquire, ai frati di Mussoi che gestiscono la mensa, presso cui adesso stiamo portando i pasti come Comune di Belluno, alla Caritas, a Casa Emmaus, cioè in tutti quei luoghi insomma, dove ci sono le persone un po', tra virgolette, in prima linea sostanzialmente, a diretto contatto con altri. La seconda fase riguarda le fasce deboli. Le fasce deboli verranno coperte in questo modo. Abbiamo portato questa mattina le prime mascherine ad alcune associazioni che ci hanno segnalato attraverso il Comitato Intesa di gestire, diciamo di aiutare alcune persone che hanno magari qualche malattia oppure che sono particolarmente fragili o grandi difficoltà. In questo modo queste persone con fragilità riceveranno immediatamente gli schermi filtranti. Nel frattempo stiamo lavorando anche con gli anziani. Oggi eravamo negli uffici postali dove si stanno ritirando le pensioni e abbiamo consegnato gli schermi filtranti, e così faremo nei prossimi giorni fuori dagli uffici postali a coloro che devono ritirare la pensione, quindi persone un po' più anziane. Consegneremo questo schermo filtrante, e inoltre da oggi praticamente partiamo con invece una copertura domiciliare, cioè andiamo casa per casa a portare questa mascherina a tutte le persone che hanno più di 65 anni. Sono ben 10.100 divisi in 7.000 nuclei familiari che stiamo coprendo attraverso la protezione civile, quindi un lungo lavoro che però andrà avanti. Successivamente, quando avremo terminato tutta questa fase, quelle che eventualmente ci arriveranno ulteriormente da parte della Regione, vedremo di distribuirle al resto della popolazione, quindi persone non in prima linea, persone non a rischio, diciamo, fasce non deboli, diciamo. Cercheremo di coprire anche tutto il resto con le modalità che decideremo sulla base del numero di mascherine che avremo in quel momento là. Siamo 36.000, non siamo pochi, e inoltre stiamo fornendo noi molte anche amministrazioni, altre strutture, diciamo, che in qualche modo non risultano essere residenti in Comune di Belluno, quindi abbiamo bisogno di un fabbisogno più elevato. Le maschere sono all'interno di un sacchetto che è stato realizzato da parte dei volontari di protezione civile, che da 3 giorni sono chiusi in una specie di tenda in celofanati, una tenda sanificati, con le tute, con le maschere, con i guanti, proprio per poterli prendere dai pacchi e inserirli una ad una in queste confezioni. Un lavoro davvero molto faticoso, e io lo devo sottolineare perché vanno veramente ringraziati. All'interno di questa confezione troverete le istruzioni. È opportuno infatti sapere che queste non sono maschere, sono schermi filtranti, e cioè non è un dispositivo medico-chirurgico, non è un dispositivo di protezione individuale, non garantisce, quando si indossa non si è garantiti, diciamo, dal virus, quindi sostanzialmente non garantisce dal contagio, la protezione dal contagio, e non garantisce le persone a me vicine dal contagio, quindi questo è opportuno che si sappia. Tuttavia scherma ovviamente le goccioline di saliva che possono uscire e che possono andare a contagiare le altre persone, quindi sicuramente è una protezione aggiuntiva. Questi schermi filtranti hanno, diciamo, dei tagli sui lati che servono per agganciarli alle orecchie, quindi ce ne sono 3, e quindi a seconda della dimensione della nostra faccia o del nostro naso potremo decidere come agganciarle, e è opportuno portarle quando si è in giro, quando ci si deve relazionare con altre persone. Non ci salveremo soltanto con le mascherine, ve lo ricordo, né con queste né con altre, ci salveremo stando comunque a casa, facendo grande attenzione, adottando tutte quelle misure igienico-sanitarie che vi abbiamo sempre detto e che vi prego veramente di ripassare, facciamo come a scuola, e di continuare
ad adottare in modo pedissequo e farle adottare ai nostri nonni, ai nostri familiari, ai nostri figli, ai nostri amici. Stiamo a casa e un po' alla volta passeremo anche questa. Grazie, al prossimo aggiornamento.